Alle prime luci dell'alba i poliziotti della questura di Padova sono intervenuti in piazza Salvemini insieme alla polizia locale per un servizio straordinario di controllo. Un intervento reso necessario dopo che nei giorni scorsi gli agenti avevano già notato la presenza di materassi, coperte e materiale di varia natura in un angolo sotto il porticato della piazza. E così, quando è scattato il blitz, sono state trovate 7 persone che dormivano in giacigli di fortuna accostati alle pareti di uno degli edifici della piazza. I poliziotti di quartiere che hanno effettuato il controllo hanno proceduto all'identificazione delle persone, un 31enne italiano residente a Padova, più volte arrestato e denunciato per furti, rapine e per droga, un 33enne rumeno senza fissa dimora, anche lui già noto alle forze dell'ordine, e 5 cittadini extracomunitari di origine africana, tutti regolari sul territorio nazionale, ma senza fissa dimora. Le persone sono state invitate a rivolgersi ai servizi sociali del comune che anche quest'anno hanno predisposto un piano di emergenza freddo per fornire ospitalità e supporto alle persone in difficoltà. Poi, nel corso della giornata, la PS ha ripulito la piazza, sgomberandola dai materassi e dal resto del materiale accumulato.